Lottano tra la vita e la morte i due coniugi cinquantenni non vaccinati ricoverati in terapia intensiva a Padova, collegati ad una serie di macchinari che mantengono le loro funzioni vitali. Si erano presentati al pronto soccorso alcuni giorni fa lamentando problemi respiratori. La diagnosi, Covid, poche ore e la situazione è peggiorata fino al ricovero. Entrambi sovrappeso ma senza malattie pregresse sono ora intubati nella stessa stanza. Le strutture sanitarie padovane ospitano ad oggi 41 pazienti Covid, 2 settimane fa erano 31. Dei 41 ricoverati 10 sono in terapia intensiva, la metà non è vaccinata, gli altri sono anziani con numerose malattie pregresse o immunodepressi. Ciò che emerge dal reparto di terapia intensiva è come il ricovero, a seconda dell'età e della durata, è solo la prima fase della malattia. Anche una volta negativizzati, i pazienti hanno conseguenze serie. I pazienti giovani che entrano qui da noi e se la cavano nel giro di una decina di giorni, poi hanno anche un recupero tutto sommato abbastanza rapido, però non è certo un recupero che richiede soltanto giorni, richiedono settimane, ancora alcune volte anche mesi. I pazienti più compromessi o che stanno più tempo in rianimazione possono richiedere anche necessità poi di cure per 6-8 mesi, un anno per riprendersi completamente. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi i pazienti gravi presi in cura sono stati 375 e il tasso di mortalità è di poco inferiore al 14%.